Va ora in onda la rassegna stampa. Ma sì che andiamo in onda anche quest'oggi, signori. 7:29, pochi istanti alle 7:30. Gentili ascoltatori, cari ascoltatrici, buongiorno, buon risveglio da Sammy Varin. Benvenuti su Radio Libertà. Ogni giorno la rassegna stampa dalle 7:30 alle 9:30 in compagnia di Sammy Varin con il nostro condirettore Giulio Cainarca che si è spostato al programma successivo, quindi subito dopo le 9:30, dopo l'editoriale di Giovanni Sallusti. Il buongiorno si sente dal Varin, naturalmente anche da Francesco sotto una pioggerellina gentile che quest'oggi quasi ti invita ad andare a lavorare. Col cavolo, pioggia fastidiosissima. In moto può anche essere divertente, ma in automobile questi tergicristalli che li accendi ma poi non servono più, ma poi li devi riaccendere e poi si appanna tutto quanto, allora accendi l'aria condizionata, però adesso fa freddo, l'ora di mettere su caldo. Santa polenta! E protestiamo subito in apertura di trasmissione oggi, sì. Il buongiorno si sente anche da voi ascoltatori, già perché la rassegna stampa storicamente la facciamo con voi. Io vi leggerò i titoli dei maggiori quotidiani oggi in edicola con qualche approfondimento. Voi potrete tranquillamente entrare in onda già da adesso facendo un WhatsApp, anche audio o video se volete, ma semplicemente un messaggino al 340 6709 659. Lo ripeto per voi nuovi ascoltatori che ci avete appena trovato magari su internet o semplicemente sulla banda DAB della vostra autoradio. 340 67 09 659. Potete commentare i fatti del giorno, ma anche richiedere magari un quotidiano che secondo voi non viene mai preso in considerazione, o se volete anche, perché no, un politico, perché questa radio è ben quotidianamente collegata con la politica. Anche questa mattina ne avremo di importanti. Alle 9 il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessandro Morelli, alle ore 11 Stefano Candiani e poi più avanti, subito dopo le 11, Emiliano Occhi, consigliere regionale della Lega in Emilia Romagna, e alle 11:30 Emanuele Monti, anche lui consigliere regionale in Lombardia. Più avanti, verso le 9, apriremo anche le linee 0292947222, quindi potrete commentare nel vecchio modo, come nelle storiche radio private, le notizie che più vi sono interessate. Con cosa partiamo? Oggi partiamo con una protesta, signori. Sì, una protesta che sinceramente mi sento di fare. È partito qualcosa di importante in Umbria e nessuno ne parla. Guardate un po' in radiovisione, canale 252 se avete un televisore, Facebook, YouTube, salutiamo anche gli amici di Lega Salvini Premier su Facebook. Ho inquadrato il Corriere dell'Umbria. Perché? Perché è uno dei pochi giornali che parla del G7 che è cominciato ieri in Umbria. Il G7 su che cosa è? Inclusione e disabilità. E io ci devo parlare con il ministro Locatelli, perché forse ha sbagliato tutto. Non doveva fare un G7 sulla disabilità, ma doveva fare un gigantesco Gay Pride. Sicuramente i quotidiani di ogni ordine e grado ne avrebbero parlato in prima pagina. E invece un G7 sulla disabilità non lo riporta nessuno. Sul Corriere dell'Umbria, signori, sono qua, certo, G7, inclusione e disabilità. Nella seconda giornata, fissati gli intenti comuni alla base della Carta di Solfagnano. Oggi la firma. Dall'Umbria una svolta storica. Il ministro Alessandra Locatelli: cambieremo prospettiva e investiremo insieme su ogni persona. La governatrice dell'Umbria, sapete che
si va al voto in Umbria nelle prossime settimane, forse è per questo che non ne parla nessuno. Orgogliosa di questo grande evento, adesso tutti tornano al centro, dice Donatella Desei. Signori, sono dovuto andare sul Corriere dell'Umbria, c'è anche un sito corrieredell'umbria.it per avere notizia del G7 sulla disabilità. A ben vedere, devo dire, ce n'è un'altra di notizia che riguarda il G7 sul quotidiano Avvenire. Avvenire! Viva Avvenire! Oggi, mercoledì 16 ottobre, eccola qua, il G7 Disabilità disegna il futuro e dall'Umbria vara la sua carta. Sarebbe anche una giornata importante quest'oggi. Si prendono decisioni importanti sul fronte disabilità. Non ne parliamo. È la normalità la lezione offerta ai grandi del mondo. La ministra Locatelli, l'Italia ha voluto puntare sull'inclusione ed è un modello. L'arcivescovo Baturi, già qui adesso stiamo registrando un cambiamento. Una lezione, quella che va in scena al castello di Solfagnano, località mozzafiato sospesa tra fiaba e realtà nel cuore dell'Umbria. Una lezione che va in scena all'aperto, ma anche dentro le mura della tenuta storica, nelle sale, nelle cucine, nei bar allestiti per ospitare i 7 grandi del mondo, i rappresentanti europei per la disabilità e di altri paesi. Soprattutto va in scena sul palco, accanto ai ministri, agli esponenti politici che conducono i 6 panel per dire la loro. È la lezione della normalità dei disabili, quelli che lavorano, quelli che ce la mettono tutta con estrema dignità, ma senza i filtri richiesti da una società sempre più esigente nella cura dell'immagine, quelli che non considerano limiti e difetti, ma puntano alla sostanza. Il servizio di accoglienza per l'autorità, un pasto ben fatto e ben servito, la pizza perché in Italia non se ne può fare a meno, quelli che sanno di avere un'occasione importante, ma che vivono la solennità del G7 nella semplicità. Il G7 della disabilità, che oggi dovrebbe partorire una carta che, per usare le parole dell'arcivescovo di Cagliari, segretario generale della CEI Baturi, disegna un futuro, ma a partire da realtà viventi, da realtà di cambiamento che già qui vediamo. L'Italia ha voluto puntare sull'inclusione, non solo a parole, spiega la ministra Alessandra Locatelli, recependo in pieno la frase della Convenzione dell'ONU: niente su di noi senza di noi. E a Solfagnano l'organizzazione è appaltata alle associazioni che ai disabili offrono lavori veri con contratti e buste paga. Qui va in scena la rappresentazione delle tante politiche che troppo a lungo sono rimaste buoni propositi all'interno di buone leggi. Su questo, conferma il presidente dell'ANFA Speziale, il nostro paese ha una posizione di assoluto protagonismo rispetto al quadro internazionale e stiamo parlando dei grandi del mondo. L'Italia dispone della migliore normativa sulla disabilità e sull'inclusione sociale. I paesi del G7 prendono spunto dall'Italia, anche la stessa Francia, che ha un sistema di inclusione scolastica molto valido e che usa un approccio più pragmatico del nostro, più ideologico. Ma il limite, riconosciuto anche dalla FISH, a oggi è la troppa distanza tra le leggi che abbiamo e la loro applicazione, quella che consentirebbe di fare il salto di qualità. E qua mi fermo ringraziando uno tra tanti, il quotidiano Avvenire, perché gli altri, i tanti, non ne hanno proprio parlato quest'oggi del G7 sulla disabilità che è partito in Umbria. Chissà come mai. E questa è la prima domanda che Sammy Varin vi fa, visto che abbiamo un rapporto molto intenso con voi ascoltatori, noi di Radio Libertà, e rispondetemi pure al 340 6709 659. Come mai oggi nessuno parla sui giornali, e me li sono letti parecchi, del forum sulla disabilità, di questo importante G7 mondiale sulla disabilità in corso in Umbria? Si doveva parlare forse di qualcos'altro?
Fammi vedere il sito dell'ANSA, raid israeliano nel sud di Beirut, ancora razzi di Hezbollah dal Libano. L'IDF sostiene di aver distrutto un deposito di armi di Hezbollah, di aver eliminato a Gaza il capo della forza droni di Hamas, dal sud del Libano sparati altri 50 missili contro Israele e bla bla bla. Sono cose, immagino, che non freghino più. E questa è la triste verità, ragazzi. Si continua a sparare, ad ammazzare, quasi non vogliamo più sentirle queste notizie. Sentiamo quelle sulla manovra, certo, oggi ne parliamo, la manovra da 30 miliardi, in arrivo il bonus nuovi nati, la Meloni dice non ci sono nuove tasse, ma non lo dice mica soltanto la Meloni, lo dicono tutti, chiunque lo dice, non ci sono nuove tasse e noi non possiamo che essere felici di questa cosa, poi chiaramente tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, aspettiamo di esserne certi? Ne siete sicuri che non ci sono nuove tasse? Il primo giorno almeno sì, ecco, e questo è importante, nel senso che il primo giorno di rassegna stampa noto che siamo tutti ottimisti, persino i giornali di sinistra sono rimasti un po' a bocca aperta, ecco, diciamo così, un po' a bocca aperta, non se l'aspettavano forse che arrivasse la tassa sulle banche. Fammi vedere Repubblica, guarda la bocca aperta. A parte chiaramente indagato il fedelissimo Di Musk, tangenti su appalti, corruzione, arrestato il DG dell'azienda mentre intascava 15.000 euro, ma soprattutto, come dicevo, la manovra e il titolone sì alla tassa sulle banche. Via libera del governo, misure per 30 miliardi, 3,5 da istituti di credito e assicurazioni per la sanità, confermato l'intervento sul cuneo e 3 aliquote IRPEF. Sul fisco la Premier delude Salvini e Tajani. Oh signor Piangem, ma che cos'è questa storia? Ha deluso Salvini e Tajani. Misteri, apparizioni, sparizioni. Andiamo sul Corriere, manovra intesa sulle banche, misure per 30 miliardi e qui invece Salvini è soddisfatto Salvini. Tajani dice niente nuove tasse. Tagli del 5% ai ministeri, 5% ai ministeri, hanno cercato di sfuggire a Giorgetti, ma Giorgetti è andato a cercarli. Contributo di 3,5 miliardi, Meloni, così avremo più coraggio della sinistra. Capisci la sinistra in questo momento è che sbava e dice che cosa rispondiamo. Sul Corriere, cosa che cercherò di evitare naturalmente, l'intervista con la Schlein, Giorgia forte solo con i deboli e ora riconosca la Palestina. Venerdì volo in Libano, non la Schlein, stiamo parlando della Meloni. La premier Giorgia Meloni annuncia in aula: venerdì andrò in Libano, e anche che l'Italia non darà più armi a Israele, ragazzi, perché qualcuno cominciava a dire vabbè, ma continuiamo a dargli questa. No, c'è la data dalla quale non diamo più armi a Israele. A tutti gli altri sì. Appello all'unità sul nome di Raffaele Fitto, commissario dell'Unione Europea, e anche su questo magari parleremo con gli ospiti che arriveranno in mattinata. La figura di Fitto, commissario dell'Unione Europea, perché è importante tifare Fitto. È chiaro che la sinistra dice no, noi non tifiamo Fitto perché voi non avete tifato Gentiloni. Eh sì, perché prima c'era Gentiloni, non lo sapevate? Io non lo sapevo neanche. Era un commissario europeo italiano, Gentilone, era italiano e difendeva anche gli interessi dell'Italia, sappiatelo. Non pervenuto Gentiloni. Walter Veltroni, un editoriale, anche questo, signori, ve lo segnalo perché il mio lavoro è fare rassegna stampa, ma non voglio farvi stare male così pucciando il famoso biscotto nel caffè latte. I ragazzi nell'era del rancore, però è serio, è serio. Walter Veltroni è un editoriale importante, dice apriamo gli occhi, e allora ve ne leggo qualche riga, solo qualche riga, dai. No, è importante perché parliamo delle problematiche che vediamo tutti i giorni sui quotidiani.
È sempre successo. Così di solito si sente rispondere chi considera i fatti di cronaca terribili di questa stagione del nostro vivere come qualcosa di spaventosamente nuovo, di spaventosamente inedito. Invece i rassicuratori ci invitano a non preoccuparci, cosa che vuoi che sia, nelle scuole americane si spara, con centinaia di morti, se gli adolescenti soffrono come cani. In fondo sono pochi e non votano se le strade di questo povero paese, non diversamente da quelle francesi o inglesi, sono macchiate di sangue bambino. È sempre successo, dicono, citando la storia di Novi Ligure o quella di Pietro Maso, ma quei casi sono estratti da diversi decenni di vita italiana, ci inchiodarono e si sono fissati nella memoria collettiva proprio per la loro terribile unicità. Ora invece facciamo fatica a ricordare la sequenza degli eventi tragici dell'ultima settimana. E qua mi fermo, e però l'editoriale di Walter Veltroni, a mio parere, è importante. Siamo sempre sul Corriere, Stati Uniti ultimatum a Israele su Gaza, aiuti umanitari o niente più armi. Te capì? La lettera a Netanyahu. Washington minaccia di bloccare l'invio di armi a Israele se non migliora la situazione umanitaria a Gaza. Non gli danno più cibo. La lettera è arrivata 2 giorni prima che i militari americani atterrassero per iniziare a installare il sistema di difesa contro i missili balistici iraniani, le nuove minacce di Hezbollah. Ancora in prima pagina sul Corriere, appalti e tangenti al vertice di Sogei, arrestato il DG Iorio, il referente di Musk. Il direttore generale della Sogei, il referente di Musk, anche lui è stato coinvolto. Il direttore generale della Sogei, Paolino Iorio, e un imprenditore della Italwell ATD Solution, Simone Rossi, sono stati arrestati per appalti e tangenti. Tra gli indagati dell'inchiesta della Procura di Roma, anche Andrea Stroppa, appunto considerato l'uomo di Elon Musk. Perché sospiro? Perché in prima pagina sul Corriere, nel caffè di Gramellini, c'è il reddito di Bossanza. E anche qui, signori, uno nella vita farebbe molta meno di parlare di certe cose, ma se ne parla sui quotidiani quest'oggi e leggiamoci il caffè di Massimo Gramellini. Va bene, avete finito di pucciare il biscotto nel caffè latte? Posso anche leggervelo, non vi cade dentro il biscotto. Dal figlio del fondatore della Lega uno può legittimamente aspettarsi di tutto. Sempre gentile Gramellini, chissà se puccia anche lui il biscotto, a quest'ora non gli cade dentro. Anche che scriva dagli Appennini alle Langhe o che proponga un referendum abrogativo della pizza napoletana. Di tutto, ma non che abbia percepito per 43 mesi il famigerato reddito di cittadinanza. Peggio, che sia stato rinviato a giudizio con l'accusa di averlo intascato indebitamente. Confidiamo che Riccardo Bossi riesca a dimostrare la sua innocenza e ce lo auguriamo ancora più per suo padre che per lui. Nella favolistica padana, di cui l'Umberto è stato un cantastorie inesauribile, il reddito di cittadinanza si colloca tra la bacchetta magica di Lord Voldemort e la mela avvelenata della strega di Biancaneve. Il simbolo ultimo dello stato assistenziale di Roma ladrona, del sud parassita del nord. Non c'è pregiudizio o luogo comune che non sia stato tirato in ballo per ironizzare su un sussidio di sopravvivenza che magari con altri nomi è presente in tutte le principali democrazie occidentali. Lo so, certe norme che risultano efficaci per gli svedesi o gli austriaci funzionano un po' meno bene nell'interpretazione creativa degli italiani, almeno di quelli che quando il reddito era in vigore lo usavano per arrotondare un lavoro in nero. Ma se Dio po' non voglia, il processo a Riccardo Bossi dovesse concludersi con una condanna, risulterebbe evidente che tra i due popoli confinanti, padani e italiani, esistono notevoli affinità. Sta passando alle ingiurie, Massimo Gramellini. Si scherza naturalmente, però va bene, certo, è sui quotidiani in questi giorni, avremo modo certamente di parlarne. Molliamo il Corriere, andiamo a fare un giro sulle principali prime pagine, ricordando che potete in tempo reale commentare quanto vi sto dicendo, inviando il vostro messaggino al 340 6709 659, poi ve li leggo tutti. La Stampa: manovra dalle banche
3,5 miliardi. Tasse sforbiciata alle detrazioni, più risorse alla sanità, prima casa bonus del 50%, 1.000 euro ai nuovi nati. Pensioni, incentivi per restare al lavoro, tagli lineari ai ministeri del 5%. Stefano Lepri immediatamente ci dà il suo ottimismo perché aumenterà la pressione fiscale. Ve lo risparmio. In centropagina, nel villaggio dei cristiani libanesi colpiti dalle bombe, noi bersagli umani. E poi a parlare della libertà di stampa c'è Francesco Grignetti oggi, stretta intercettazioni, pagheranno i giornali. Abbiamo sentito anche l'ordine dei giornalisti che protestava negli scorsi giorni. Giorgia Meloni ha deciso e il suo partito esegue, a breve, e qui parte la pubblicità, sarà impossibile pubblicare ordinanze di arresto o perquisizione, pena multe draconiane per l'editore. Altro giornale, altro quotidiano, siamo sul Resto del Carlino, manovra al via, più detrazioni a chi ha figli, impegno da 30 miliardi, entra il quoziente familiare, 1.000 euro per ogni nuovo nato, contributo di 3,5 miliardi da banche e assicurazioni, il governo allinea le accise dei carburanti, taglia ai ministeri, bonus del 50% per le ristrutturazioni edilizie, riduzione del cuneo fiscale. Meloni in aula, venerdì andrò in Libano e poi ancora infiltrati di Hezbollah nelle basi dell'UNIFIL, secondo l'ex capo del controspionaggio. Indagato l'uomo di Musk in Italia, in centropagina. Ancora quotidiani, un giro anche sul quotidiano Il Messaggero, manovra, c'è il bonus bebè. In Consiglio dei Ministri via libera la legge di bilancio da 30 miliardi, assegno di 1.000 euro per ogni neonato, con limite ISEE, più fondi alla sanità da banche e assicurazioni, 3,5 miliardi. Meloni, volerò venerdì in Libano, i Dem votino per Fitto a Bruxelles. Tangenti e segreti, indagato l'uomo di Musk in Italia, il DG di Sogei arrestato per appalti pilotati, girati documenti sulla difesa satellitare. I media svedesi nei guai per stupro, lui dice falso, dietro c'è il PSG, il caso Bappé, intrigo a Stoccolma. Ancora più in giù troviamo il quotidiano La Verità. Dal Covid alla mafia, ai dossier, la faccia di bronzo dei grillini, Conte e compagni vogliono l'immunità. L'ex premier e Cafiero De Rao sabotano le commissioni di cui fanno parte. In pieno conflitto di interessi rifiutano di dimettersi per evitare di essere interrogati su questioni della pandemia e spioni. L'ex PM Scarpinato, mentre attacca il governo per i limiti alle intercettazioni, chiede di segretare i suoi colloqui captati con un indagato. Ben sapete che ciò che scrive il quotidiano La Verità sull'affaire Covid praticamente è unico sugli altri quotidiani, non viene più seguita questa notizia. La Meloni stronca il Green Deal e l'ONG che porta i migranti. Premier senza peli sulla lingua in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Non ha senso distruggere migliaia di posti di lavoro e condannarsi a nuove dipendenze per obiettivi impossibili da raggiungere. È un suicidio. Non c'è nulla di verde in un deserto. Poi difende l'operazione Albania Sea-Watch, vergognosa. In centropagina sul quotidiano La Verità, le banche daranno 3,5 miliardi per la sanità. Consiglio dei Ministri in serata per la legge di bilancio, sia taglio del cuneo e accorpamento delle aliquote IRPEF. Spunta la carta da 1.000 euro per i nuovi nati. Più fondi alla difesa, revisione delle accise sui carburanti, Palazzo Chigi, niente tasse. Sul quotidiano La Verità anche la segnalazione che questa sera fuori dal coro arriverà la testimonianza di una vittima della gravidanza per altri, venduta da mia madre mentre ero nell'utero. E poi ecco il dizionario LGBTQ, ma che salute! Ora l'OMS si occupa di imporre l'ideologia del gender.
Tante belle notizie, ma ribadisco e discoriba anche sul quotidiano La Verità, oggi non si parla proprio del G7 sulla disabilità in corso in Umbria. Tanto per. Ancora quotidiani oggi in edicola e vediamo cosa dice il Fatto Quotidiano. Migranti, Israele e 110, Meloni contro Elli e Conte. La premier timida su Tel Aviv e dura con Sea-Watch. La Dem bulla forte con i deboli e zitta con Bibi. Attacco ai 5 Stelle su Superbonus e armi. Se mi faccio spiegare qualcosa da voi, mi dimetto. Le amnesie su Gentiloni. In centropagina, norma ad hoc, la presidente Colosimo contro i 2 ex PM dei 5 Stelle, fuori dall'antimafia Scarpinato ed Erao. Caccia alle streghe, accusati per conflitto di interessi su Striano e Natoli, ma sono estranei. Altri quotidiani, fate le vostre richieste naturalmente, se ce n'è qualcuno che dimentico richiedetemelo al 340 6709 659. Il quotidiano Il Giornale titola questa mattina: manovra, ecco a chi vanno i soldi, provvedimento da 30 miliardi, dalle banche 3-4 miliardi, più fondi alla sanità e arriva la carta nuovi nati. Meloni chiede unità su Fitto e su Israele dal 7 ottobre, non diamo armi. Briatore ha messo in vendita il Twiga, fine di un'epoca. Favorito nella trattativa sarebbe un fondo di Leonardo Maria del Vecchio. Ancora quotidiani, e allora facciamo un giro da Verità, dopo certo ce l'abbiamo, eccolo qua, arriva il quotidiano Libero. Varata la manovra, meno tasse, pagano le banche. Contributo uno tantum su istituto di credito, compagnie assicurative per recuperare 3,5 miliardi, più aiuti alle famiglie e diventa strutturale il taglio del cuneo fiscale. Arriva l'ora della dieta per i ministeri. Qualcun altro ci aveva già provato in passato, ma adesso siamo a una spesa ridotta del 5%. L'Unione Europea con noi sui centri in Albania, la sinistra è isolata, lo scontro in aula Meloni opposizione con il premier che dice andrò in Libano, e quest'oggi su Repubblica invece si cerca a Bruxelles chiunque abbia un badge, un tesserino per fargli dire che no, assolutamente non siamo d'accordo, in Albania si stanno violando le leggi, non sanno più chi andare a beccare. Dai vescovi alla Schlein, quelli che i migranti li vogliono clandestini, l'editoriale di Daniele Capezzone. E poi altra segnalazione bella, il simbolo che indigna quelli che si lamentano per un crocifisso. Già, perché alla stampa si sono tutti stracciati le vesti perché in questi centri aperti per accogliere gli immigrati clandestini in Albania c'è anche un crocifisso. L'editoriale di Mario Secchi, siamo sempre sul quotidiano Libero, la maratona che il governo sta vincendo. Altro quotidiano, altro divertimento, vediamo un po' cosa mi richiedete. Certo, passo anche al Sole 24 Ore, vediamo l'apertura del quotidiano Il Sole 24 Ore, casa, fisco, lavoro, la manovra 2025. Nella legge di bilancio misure per 30 miliardi, 1.000 euro per i nuovi nati, tagli del 5% alle spese dei ministeri, tetti alle detrazioni, nuovo deficit, le priorità del MEF, aiuti alle famiglie, lavoro, sanità e tagli al cuneo fiscale. Anche qui l'inchiesta Soggei, arrestato il DG Iorio, indagato il referente di Elon Musk. Scendiamo un po' più in basso, siamo sul quotidiano Domani. Vediamo se ce lo fanno vedere, se ce lo mostrano, e se non ce lo mostrano. Manovra, patto tra Meloni e banche, un contributo
per la propaganda, contributo tra virgolette. La Premier difende l'accordo con Rama sui CPR e l'Albania fa un passo verso l'adesione all'Unione Europea. Il governo prova a trovare qualche miliardo chiedendo agli istituti di anticipare allo Stato imposte già dovute. La leader: siamo più coraggiosi del PD, ma Tajani: nessuna tassa, polemiche sui nuovi tagli ai ministeri. La manovra è stata discussa dal governo fino a notte fonda, ma nella rida di indiscrezioni last minute un fatto sembra certo: un contributo di 3-4 miliardi di euro in 2 anni anticipato sulle imposte delle banche. Un'operazione che può fare contenti tutti. La Premier potrà rivendicare il coraggio, Salvini parlerà di extra profitti, anche se non lo sono, Tajani porta a casa un accordo indolore perché le banche, compresa la berlusconiana Mediolanum, non ci rimettono un euro da un punto di vista contabile. Una mossa di bilancio che permette a Meloni di avere subito più liquidità e maggiore copertura finanziaria. Anche sul quotidiano Il Domani: mazzette e favori nei guai, l'uomo di Musk. Abbiamo ancora qualche istante per qualche altra titolazione. E allora il tempo: si allarga l'inchiesta spioni, qui si bruciano Le Pen, Striano e Company dossieravano la leader francese, tutti gli accessi nei giorni del duello con Macron. Di spalla la finanziaria in Consiglio dei Ministri, viaggio dentro la manovra, le banche pagano di più e gli italiani un po' meno, ma su questo torneremo tra pochissimo dopo la pausa. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Una bella scelta, certo, grazie, ma non dovete fare complimenti a me, dovete farli a Giuseppina Torre, la pianista di questa mattina. Ogni mattina ne scegliamo una di pianista o di pianist. Sì, bisogna specificarlo. Questa è The Bravery, un viaggio sonoro tra le sfumature della libertà e la facoltà di scegliere. Porta ogni giorno con sé Giuseppina Torre la sua sicilianità, pur avendo dovuto abbandonare la sua splendida terra per lavorare a Milano. Ma Giuseppina Torre ci parla in un minuto di questo pezzo che abbiamo ascoltato, The Bravery. Ascoltiamola. Sono Giuseppina Torre, pianista e compositrice, e oggi do il buongiorno a tutti gli ascoltatori di Rassegna Stampa di Radio Libertà. Oggi voglio raccontarvi la traccia The Bravery, che è tratta dal mio ultimo album The Choice. Questa traccia si distingue per la sua intensità emotiva unita alla delicatezza. Questa dualità riflette il concetto di coraggio, che è non solo un atto eroico esterno, ma anche una lotta interiore per affrontare le proprie paure e vulnerabilità. L'introduzione energica e dinamica esprime la decisione di andare avanti con determinazione. La parte centrale, più lenta e riflessiva, rappresenta i momenti di incertezza e introspezione. The Bravery è una celebrazione della forza che tutti possiamo trovare dentro di noi per affrontare le difficoltà, sia grandi che piccole, e di prendere decisioni, anche importanti, perché il coraggio non significa non avere paura, ma avere la forza di fare qualcosa nonostante la paura. E allora forza e coraggio! Grazie a Giuseppina Torre, la pianista di quest'oggi con The Bravery. Trovate tutto quanto su YouTube o negli store digitali scrivendo appunto Giuseppina Torre. E sì, sto per entrare certamente nella manovra economica, come potrei farne a meno, ma il foglio bisogna pur passarci un attimino, anche perché in centropagina il foglio si occupa quest'oggi del falso scandalo del modello albanese. I difetti ci sono, ma c'è una ragione per cui anche alcuni leader di sinistra in Europa si stanno appassionando al metodo italiano sull'Albania. Senza gestire i confini esterni, l'Europa finisce KO, cortocircuiti e miti da sfatare. Interessante, è peccato che sia lunghissimo l'articolo che leggiamo in prima pagina sul quotidiano Il Foglio, e se invece volete ridere si può passare al nostro amico Caruso, che ci è venuto a trovare anche allo stand di Radio Libertà l'altra settimana a Pontida. Caruso si occupa oggi dei tarli di Lollo. Già, perché non lo sapevate, non ne parla nessun quotidiano, ma c'è una nuova emergenza negli uffici di Lollobrigida. L'ultima emergenza dei suoi uffici? I tarli nei mobili. E qua mi fermo, certo, perché ci sono cose più importanti di cui parlare, Semivarin, certo, e voi ascoltatori siete chiamati a confermarmelo al 340-6709-659, inviatemi le vostre meditazioni su quanto vi sto leggendo e ad esempio su ciò che scrive il quotidiano Il Giornale a pagina 2, manovra da 30 miliardi, colpo di scure agli sprechi. Gianmaria De Francesco scrive: l'Italia guarda al futuro. Abbiamo varato la legge di bilancio, un intervento che mette al primo posto il lavoro e il benessere degli italiani. Come avevamo promesso, non ci saranno nuove tasse per i cittadini. Così su X la premier Giorgia Meloni ha annunciato l'approvazione della manovra, la terza del suo governo. Il risultato del lavoro del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti Meloni è stato varare misure che si concentrano sulla riduzione della pressione fiscale, sul sostegno ai redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, e che sostiene famiglie e natalità con la carta nuovi nati e una prima sperimentazione di quoziente familiare. Il tutto limitando il più possibile il ricorso alla pressione fiscale. La legge di bilancio 2025 finanzia i suoi 30 miliardi
circa di valore, 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 nel 27, tramite la razionalizzazione delle spese e contributi da banche e assicurazioni. Secondo quanto emerso prima della riunione, la scelta effettuata sarebbe quella di una spending review con tagli lineari del 5% al budget dei singoli ministeri, ad eccezione dei fondi per la sanità, dei quali è stato invece programmato un aumento. Dalla scure dovrebbero essere salvati, ma il condizionale d'obbligo, sia i comuni che le regioni. In questo modo dovrebbero essere stati recuperati oltre 3 miliardi da aggiungere ai 6,5 provenienti dai fondi già stanziati per la riduzione della pressione fiscale e per l'attuazione della delega fiscale. Allo stesso modo è stato chiesto un contributo al sistema bancario, soprattutto agli istituti di maggiori dimensioni, ma senza intento punitivo. Capito? Senza intento punitivo. In buona sostanza si tratterebbe di un rinvio delle imposte differite attive per 3,5 miliardi da usare per la sanità. Secondo quanto trapelato, si punterebbe al rinvio biennale della deducibilità delle perdite sui crediti, allungando ulteriormente la possibilità di recupero. In questo modo le spese per il bilancio dello Stato sarebbero minori e il loro pagamento sarebbe dilazionato senza appesantire troppo il 2026 e gli anni successivi. Una scelta che la Premier Meloni ha rivendicato. Questo governo ha avuto più coraggio della sinistra quando era al governo e che ha soddisfatto entrambi i vicepremier, sia Matteo Salvini, mi aspetto contributi importanti per sostenere il paese, che Antonio Tajani, non ci sarà nessun aumento di tasse, il contributo è frutto di un accordo. Tra le altre misure di risparmio, una norma che limita i compensi dei manager di enti pubblici, fondazioni, società non quotate allo stipendio del Presidente del Consiglio, circa 80.000 euro. Considerato che ieri in Consiglio dei Ministri è stato apportato anche il decreto accise, che prevede un riallineamento tra diesel e benzina e altre misure, dovrebbe essere stato garantito circa un altro miliardo. Se si aggiungono i 9 miliardi dello scostamento della traiettoria tra deficit tendenziale e programmatico e tenendo conto del gettito atteso di concordato biennale e ravvedimento speciale, i circa 30 miliardi della manovra sono pressoché finanziati. I singoli provvedimenti si possono leggere nei box sottostanti che io ora passo a leggervi. Eccoli i box. Pressione fiscale, taglio del cuneo contributivo e meno tasse per il ceto medio, è il piatto forte della manovra. È rappresentato dalla conferma strutturale del taglio del cuneo contributivo di 7 punti per le retribuzioni fino a 25.000 euro lordi annui, di 6 punti fino a 35.000 euro. La misura coinvolge circa 14 milioni di lavoratori dipendenti con un vantaggio di circa 100 euro al mese in busta paga controllate. Per la conferma dell'intervento occorrono circa 11 miliardi di euro, però. Questo sgravio si accompagna alla conferma della rimodulazione delle aliquote IRPEF, tagliate sin da quest'anno da 4 a 3, costo 4 miliardi, con l'accorpamento di quella del 25% che incideva sui redditi da 15 a 28 mila euro alla minima del 23. In particolare dal 2025 si pensa a una rimodulazione del taglio dei contributi per garantire la massima efficacia anche per i redditi superiori a 28.000 euro. Si pensa di spostare alcuni tagli sull'IRPEF nella fascia di redditi tra 20 e 35.000 euro con un decalage fino a 40.000 euro per non penalizzare chi supera i 35.000. All'interno della maggioranza si è discusso fino all'ultimo sulla possibilità di ridurre dal 35 al 33% l'aliquota intermedia dell'IRPEF ed innalzare fino a 60.000 euro il limite dello scaglione, oltre il quale scatta l'aliquota del 43%. Questa nuova misura coinvolgerebbe circa 8 milioni di lavoratori, il cosiddetto ceto medio, costo stimato del combinato disposto circa 2,2 miliardi, tutto dipende dal concordato biennale. La sanità, dove c'è sempre polemica, lo sapete, in qualunque talk show ti dicono ecco avete tagliato la sanità, più fondi per assumere nuovi medici e infermieri. La manovra 2025 andrà ad
aumentare i fondi per la sanità, e lo dico lentamente così anche i ben pensanti di sinistra cercano di capire, aumentare i fondi per la sanità, prevedendo una crescita della spesa oltre il limite dell'1,5% previsto per l'aggregato della spesa netta. Il Dicastero della Sanità sarà l'unico non coinvolto nella spending review, che prevede tagli nell'ordine del 5% per ogni ministero. Ripeto, per i soliti ben pensanti, Dicastero Sanità, l'unico che non sarà tagliato del 5%. Santa polenta, bisogna essere chiari qui. La spesa per la sanità dovrebbe invece aumentare. Si ragiona infatti su un incremento delle risorse per oltre 3 miliardi, anziché i 2 miliardi precedentemente ipotizzati. Il Fondo Sanitario Nazionale 2025 salirebbe così a 138 miliardi di euro. Il Ministro della Salute Schillaci ha indicato l'obiettivo a tendere di dedicare una quota di almeno il 7% del PIL alla spesa sanitaria. Non è ancora chiaro il dettaglio della spesa. Per il ministro Schillaci la priorità sono le assunzioni di circa 10.000 medici e 20.000 infermieri, ma gli operatori del settore reclamano anche gli sgravi sull'indennità di specialità, una flat tax al 15% che consentirebbe di aumentare le buste paga di poco più di 200 euro per coloro che hanno minore anzianità. Non è detto che la detassazione avvenga in una sola tranche, parte del taglio potrebbe essere rinviato anche al 2026. Nel menù della manovra, compreso anche il rinnovo dei contratti pubblici per il periodo 2025-2027 per tenere conto dell'andamento dell'inflazione. Altra parentesi importante, la casa in caso di ristrutturazione, la detrazione resta al 50%. Il governo è pronto a riproporre per il 2025 la detrazione al 50% per chi ristruttura la prima casa. L'attuale percorso prevede un abbassamento al 36% dall'anno prossimo, dall'attuale 50%. Il vice ministro dell'economia Leo ha confermato l'intenzione di mantenere il 50% il livello delle detrazioni fruibili su base decennale. Ad esempio, su 100.000 euro di spesa si potranno detrarre 5.000 euro l'anno per 10 anni, per le ristrutturazioni edilizie con finalità di risparmio energetico solo per gli immobili che risultano prima casa. Per gli altri immobili il beneficio è invece previsto che la detrazione vada a ridursi al 36% a partire dal prossimo anno. Il governo lavora anche a una prima revisione della tax expenditure, ossia le 625 agevolazioni e detrazioni fiscali destinate a famiglie e imprese che comportano per le casse dello Stato un minore gettito pari a circa 105 miliardi di euro l'anno. Le detrazioni per le spese sanitarie costituiscono circa 2/3 del totale, 65%, e sono utilizzate da 18,7 milioni di contribuenti. In generale, secondo quanto analizzato dall'UPB, il beneficio medio maggiore, compreso da 432 a 638 euro, va ai contribuenti con oltre 50.000 euro di reddito, che risultano beneficiari dell'86% dei casi. Una distorsione sicuramente prodotta dal super bonus 110%. Sul fronte lavoro, incentivi a favore del welfare e dei premi di produttività. Confermata per il triennio 2025-2027 la tassazione al 5% per i premi di produttività entro i 3.000 euro di importo per redditi fino a 80.000 euro. Questa misura è considerata una priorità dal ministro del lavoro Calderone, insieme agli interventi a favore della genitorialità, anche perché la misura sta funzionando. A metà luglio i contratti attivi che prevedono premi di risultato erano complessivamente 15.186, il 23,9% annuo, a beneficiarne 4,4 milioni di lavoratori. Oltre alla conferma della detassazione dei fringe benefit, esentasse 1.000 euro per tutti i dipendenti, 2.000 per i lavoratori con figli fiscalmente a carico, gli importi vengono maggiorati per i nuovi assunti che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri. I fringe benefit comprendono le somme erogate o rimborsate dal datore per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica, del gas naturale, oltre che le spese per l'affitto o il mutuo della prima casa. A queste voci potrebbero aggiungersi i contributi alla sanità integrativa. Nel mezzogiorno, anche nel biennio 2026-2027, ci saranno gli incentivi finalizzati all'occupazione dei
giovani e delle lavoratrici. Confermati anche la decontribuzione in favore delle imprese localizzate nella ZES e gli incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. La famiglia, detrazioni per i figli e passo verso il quoziente familiare. Uno degli obiettivi sempre dichiarati dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti è recuperare risorse per favorire la natalità e la genitorialità. Nel compiuto delle detrazioni, ha spiegato il Ministero dell'economia, si terrà conto del numero dei familiari a carico. Più numerosi i componenti della famiglia, maggiori sono gli spazi per le detrazioni fiscali. Si pensa all'introduzione di un importo massimo che si potrà detrarre e che dovrebbe essere a sua volta modulato in base al nucleo familiare. Si tratterebbe di un primo esperimento di quoziente familiare. Tra le ipotesi anche quella di rivedere a ribasso la soglia di reddito, oltre il quale scatta la diminuzione degli sconti fiscali al 19%, oggi scendono da 120.000 euro, ma ancora si starebbe lavorando sull'intero pacchetto. Tutto ciò consentirebbe di aumentare le detrazioni per le spese legate ai figli come scuola, università e sport. Oltre alla carta per i nuovi nati, la manovra rafforza il bonus destinato a supportare la frequenza di asili nido, anche prevedendo l'esclusione delle somme relative all'assegno unico dal computo dell'ISEE. Confermate e potenziate le misure sui congedi parentali. Un altro target è la conferma del bonus mamme per le lavoratrici madri con almeno 2 figli, che sono circa 570.000, e la sua estensione alle autonome. Per le lavoratrici madri con almeno 3 figli l'incentivo è triennale. Sul fronte pensioni, confermate APE Social, opzione donna e quota 103. Il capitolo pensioni non contiene molte novità per quanto riguarda la flessibilità in uscita. Questo ed altro sul quotidiano Il Giornale di quest'oggi, che proseguiamo però a guardare, perché a pagina 4 si parla della linea dura Meloni. Già dopo il 7 ottobre niente armi a Israele e i Dem sono isolati. Nelle comunicazioni alla Camera della Premier, appello all'unità su Fitto, e venerdì va a Beirut. L'approccio ideologico del Green Deal europeo ha creato effetti disastrosi, ha detto la Meloni. Poi sui migranti vergognosa la Sea-Watch, definisce trafficanti le guardie costiere e innocenti gli scafisti. L'esempio di Silvio Berlusconi, che chiese perfino di intervenire in commissione a sostegno di Paolo Gentiloni, mentre dal PD pare che non ci sia proprio sostegno a Fitto. Mi auguro, dice a proposito, che l'interesse nazionale prevalga su quello di parte senza distinguo. Staremo a vedere. Intanto sul protocollo Italia-Albania sono orgogliosa che l'Italia sia diventata un modello. Governi di diverso colore guardano le nostre politiche. La Schlein indugia, la Premier affonda, PD diviso su Fitto, il silenzio dei fedelissimi di Elli, ma il ministro vedrà Perez e Ayer. Tra le due c'è un rapporto compresso e Meloni la chiama in causa in Parlamento per stanarla. Dai vertici della commissione fanno sapere che la segretaria Dem aizza standard e pur contro l'Italia. Il campanello d'allarme è suonato a Strasburgo giovedì scorso quando la spagnola García Pérez, capodelegazione dei socialisti, ha lanciato la riunione dei capigruppo del Parlamento europeo, livida in volto, minacciando fuoco e fiamme in vista delle audizioni dei commissari in programma il 12 novembre e promettendo barricate anche nel voto della plenaria dell'Eurocamera che il 28-27 si pronuncerà sul definitivo via libera al bis di Ursula. Per la seconda volta in meno di un mese, infatti, al Parlamento europeo si è saldato un asse tra PPE, CR, Patriots, con SD, Left, Greens, costretti a restare alla finestra. È stata ribattezzata la maggioranza
Alleanza Venezuela, visto che il precedente dello scorso 19 settembre riguarda la risoluzione che ha riconosciuto la presidenza di González come legittima e democraticamente eletta, un fronte su cui Fratelli d'Italia ha molto insistito con il suo capo delegazione al Parlamento europeo Fidanza, che per condannare Maduro è volato fino a Buenos Aires. Giovedì scorso il PPE, l'ECR, presieduto da Giorgia Meloni, e i Patriots, dove militano Marine Le Pen, Orbán e Matteo Salvini, si sono nuovamente saldati per approvare un calendario delle audizioni dei commissari che di fatto protegge la vicepresidenza esecutiva che von der Leyen ha affidato a Raffaele Fitto, nonostante CR non faccia parte della maggioranza. E insomma, staremo a vedere che cosa succederà. Intanto andremo avanti ancora girando le pagine e vediamo. Sul fronte redditi, lo sapevamo già da ieri, la Meloni più ricca, ma Schillaci ci rimette. Sono usciti i redditi dei politici. Pubblicati 730, la Premier guadagna $500,000, il ministro della Sanità invece arretra. È merito della Giorgia scrittrice che convince e ora incassa. Coi suoi 2 libri ha venduto 300.000 copie tradotte in molte lingue, tra cui il greco. E la mamma Anna va a vendere candele al mercatino. Anna Paratore, mamma Meloni, al mercatino di Sora in Ciociaria ottiene un successo straordinario. Le sue candele vanno a ruba, anche se in pochi sanno che la signora è la madre di Giorgia e Arianna Meloni, 2 tra le donne più influenti d'Italia. Una premier, l'altra capa della segreteria politica di Fratelli d'Italia. La signora Anna è solare. Che ci faccio qui? Beh, ormai sono vecchietta, le figlie sono sistemate, posso dedicarmi alla mia passione, creare candele particolari come queste. Anna Paratore si diverte a fabbricare dei piccoli gioielli in cera, candele artistiche, variopinte, profumate, una storia come quella di tante mamme, se non fosse che le sue figlie sono Giorgia e Arianna Meloni. Sono una persona semplice, mi piace la gente, parlo volentieri con tutti, dice Anna a chi la riconosce tra sorrisi, abbracci, battute e richieste di selfie. Il modello Albania che piace alla sinistra europea. Piace o non piace? Piace o non piace? Attenzione, perché altri quotidiani vanno invece a beccare chiunque entri nel Parlamento col badge e gli chiedono e sperano che dicano no, non ci piace. E qualcuno lo dice. Ma i dem isolati tentano di boicottare il progetto dei centri, evocano al nazismo. La sinistra europea promuove il modello Meloni sull'immigrazione. Occhio che arrivano, Oggi arrivano, ragazzi, e saranno trattati come attori di questo, chiedo scusa, incredibile romanzo degli immigrati. 16 ne arrivano un po' pochini oggi, però è un romanzo raccontato in diretta da decine di giornalisti, ne sono sicuro. La sinistra europea promuove il modello Meloni sull'immigrazione, la sinistra italiana va in paranoia e sbraita contro l'apertura dei centri per gli immigrati in Albania. Il progetto del governo di centrodestra è ufficialmente partito lunedì con l'arrivo della prima nave di migranti. Dall'Europa arriva la benedizione. Con l'avvio del protocollo Italia-Albania saremo anche in grado di trarre lezioni pratiche, mette nero su bianco la Presidente della Commissione europea von der Leyen nella lettera inviata ai leader europei in vista del Consiglio europeo. Ma non c'è solo la Presidente della Commissione a sostenere il modello Meloni. I primi ministri socialisti di Germania, Scholz, Regno Unito, Stramer, guardano la ricetta meloniana sull'immigrazione. La sinistra italiana è disarmata e isolata, ma non arretra, continua il fuoco a colpi di interrogazioni parlamentari. I senatori Dem depositano un'interrogazione urgente per conoscere tutti gli atti delle procedure di gara che hanno portato alla costruzione dei primi 2 centri in Albania, nella città di Gjader e Shengin, una mossa che sembra andare un po' in controtendenza rispetto agli alleati di Schlein. Il PD evoca il pericolo nazismo. Laura Boldrini, ex numero 1 della Camera, lancia l'allarme, invoca l'aiuto delle toghe rosse. I centri sono fatti poi esclusivamente per coloro che provengono nei paesi sicuri. Nella lista dei paesi che l'Italia considera sicuri ve ne sono alcuni
che lo sono solo parzialmente. Allora quello che il giudice della Corte europea ha detto va a incidere direttamente sulla decisione del giudice italiano, che dovrà convalidare il provvedimento e controllare che non vi siano violazioni dei diritti europei, ed è probabile che per paesi come Tunisia, Bangladesh e altri non verrà convalidato il trattenimento. Quindi queste persone verranno trasferite in Italia. E sono qui che sto facendo le corna. Ribatte dal fronte Fratelli d'Italia la parlamentare Ambrosi: boicottare le esigenze, le richieste dei nostri connazionali in termini di sicurezza e di tutela contro l'immigrazione clandestina è quanto di più vergognoso e anti-italiano e l'Islam e il PD possono fare. Non sopportano il grande successo dell'operazione Albania e allora tentano in tutti i modi di boicottarla, ancora più perché l'Unione Europea, dietro impulso di Giorgia Meloni, sta finalmente rivedendo le politiche a riguardo. Lo scontro è aperto sui centri in Albania. E voi cosa ne pensate? Certamente voglio sentire anche il parere dei nostri ascoltatori. Infilate il 340 6709 659 e ditemi la mia, la vostra, la nostra, la qualunque parere della nonna, di chi vi sta davanti, ad esempio su questi centri che si stanno aprendo in Albania. Intanto, tanto per dirla, anche sul quotidiano Il Giornale si parla del primogenito del Senatur, truffa sul reddito, a giudizio Bossi Junior, che qualche problemino l'aveva avuto anche in passato in altri ambiti, dobbiamo dirlo, false attestazioni per ottenere il reddito di cittadinanza non dovuto. Questa è l'accusa con cui va a processo Riccardo Bossi, il primogenito del Senatur e fondatore della Lega Nord di Umberto Bossi. La decisione è stata presa dal GUP del Tribunale di Busto Varese. Sarà processato proprio come questo chiesto dal pubblico ministero Calcaterra, con i legali di Bossi che invece hanno ottenuto l'ammissione a rito abbreviato, che garantisce per legge uno sconto di pena di 1/3 in caso di condanna. Bossi avrebbe incassato indebitamente il reddito di cittadinanza tra il 2020 e il 2023. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Pressione atmosferica nuovamente in calo sul nostro paese, dove si avvicina da ovest un ciclone nordafricano. In mattinata qualche precipitazione sul settore nord-occidentale, ma i cieli saranno irregolarmente nuvolosi un po' su tutte le regioni centro-settentrionali, pressoché limpido invece al sud. Nel pomeriggio il tempo peggiorerà sul nord-ovest e lungo le coste toscane, con precipitazioni sempre più frequenti. Molte nubi anche sul resto del centro, buono al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
Lo aspettiamo l'angioletto, quello di Marco Bosi. La sua nuova canzone è Chiama gli angeli e Marco Bosi ci manda un saluto, sentiamolo. Ciao, sono Marco Bosi, cantautore e pianista di Varese. Vi presento Chiama gli angeli, uno degli ultimi brani che ho composto recentemente e sentito l'esigenza di farlo ascoltare. La canzone parla dell'esistenza degli angeli. Tutti noi ne abbiamo uno. Invocatelo e non sarete soli. Questo è il significato. Buon ascolto. Grazie a Marco Bosi. Le sue esperienze sono un po' anche le nostre. Allora, Chiama gli angeli, la sua canzone che trovate su tutti gli store digitali e naturalmente su YouTube. Solo artisti indipendenti nella rassegna stampa di Sammy Varin ogni mezz'ora, ma naturalmente anche lo spazio per voi ascoltatori. Dopo le 9 avremo Alessandro Morelli con l'Italia da fare e quindi oltre ai WhatsApp al 340 6709 659 ci scapperà anche qualche telefonata in diretta allo 02 9294 7222. Intanto vediamo che cosa scrivono i nostri ascoltatori. Cristiana chiede se Carlo Cambi avrà ancora la rubrica degli scorretti. Assolutamente sì, Cristiana. Stiamo sistemando il palinsesto e quindi è possibile che magari Cambi faccia un salto nel tardo pomeriggio con il collega Antonino Danna. Come sapete, il quotidiano appuntamento con Sammy Varin va dalle 7:30 alle 9:30. Poi arriva il nostro direttore responsabile Sallusti con il suo editoriale, Giulio Cainarca subito dopo con il quotidiano Approfondimento, poi lo spazio c'è sempre per un ospite e quindi stiamo sistemando la situazione palinsesto mettendone uno qua, uno là. Più avanti in tarda mattinata ritorna il sottoscritto Sammy Varin dalle 11 a mezzogiorno e poi il collega Pierluigi Pellegrin dalle 13 alle 15. Messaggio WhatsApp, chi vuole parlare? Sentiamo sul cursore, ascoltiamo cosa ha da dire questo, speriamo bene. Buongiorno. Allora, non prendiamoci in giro, per piacere. La manovra fiscale non è vero che toglie le tasse, che taglia le tasse, che aiuta i ceti medi, eccetera, eccetera, perché se finge di tagliare le tasse, le aumenta quelle indirette. Accise sul gasolio, cos'è? Ma al di là di quello, allora, assicurazione della macchina in un anno è aumentata circa di media 100 euro. Vai a parcheggiare l'auto, sono 2 euro all'ora, 2 euro all'ora. Spiegatemi per quale motivo devo spendere 2 euro per parcheggiare la macchina, visto che pago già il bollo, 2 euro all'ora. Se uno va a fare una visita in ospedale, minimo perdi 3-4 ore, sono 8 euro, 16.000 lire. Vado a fare un bonifico in banca, sono 2,75 euro. Vado in posta, uguale. Pagare un bollettino è uguale. Pagare una raccomandata è fuori di testa addirittura, per dire. Allora, la vernice comprata 2 settimane fa, costava, quello comprato io, costava 15 euro. Sono andato ieri 17,50 euro, vuol dire 2,50 euro in 2 settimane aumentato. E per non parlare della spesa, che presumo la facciate anche voi. Quindi ci stiamo tirando in giro? Sì, ci stanno tirando in giro per l'ennesima volta. Mia figlia, le mie figlie hanno entrambe 3 figli a testa e non vi dico cosa devono spendere. Ok? Grazie. Smettiamo di tirare in giro le persone per bene che hanno lavorato onestamente. PS, mi risulta che quegli nulla facenti praticamente lì del Parlamento da sempre, dopo 5 anni andavano in pensione con 3.000 euro attuali. Adesso, se non mi sbaglio, se non ho letto male, hanno fatto di notte la solita norma dove bastano 2 anni e mezzo per avere il vitalizio. E questa è la giustizia, Ecco. per piacere. Ecco. Mauro Diseo.
Caro Mauro, dopo la tua chiacchierata, le agenzie hanno battuto la notizia. Giorgetti si è dimesso. D'altronde che cosa puoi fare davanti? No, ma è tutto vero, è che tante citazioni che hai fatto non c'entrano assolutamente nulla col povero Giorgetti, insomma, se parcheggiare costa tanto, in alcuni comuni sono veramente dei ladri, la colpa non è di Giorgetti. Un tempo era tutta colpa di Salvini, adesso tirano in ballo Giorgetti. Certo, stiamo lavorando su tanti fronti e alcuni veramente non dipendono da Giorgetti. Sammy, io non riesco più a sopportarli, quelli di sinistra. Sono diventato allergico alla loro mente demoniaca. No, ma ci mancherebbe altro. Sammy, i comunisti erano pronti a manifestare se il governo non avesse aumentato la percentuale sulle spese militari. Adesso pretendono anche l'aumento degli stanziamenti per la sanità e questo è condivisibile. Si mettono d'accordo con la loro intelligenza e mi correggo con la loro ignoranza. Beh, abbiamo visto, i soldi per la sanità arrivano, ma lo sapete, arriva anche Alessandro Morelli, è sottosegretario di Stato, subito dopo le ore 9 lo avremo con noi. Se per questo neanche l'Italia è un paese sicuro, a rigore, un paese preda di una parte di magistratura ideologicizzata in modo obnubilante, non è un paese democratico. Mamma mia, chi è Giuli questo che mi scrive? Caro Sammy, non era sufficiente un semplice pulmino per portare 16 clandestini in Albania con scorta compresa? Quanto avremmo risparmiato in palanche e brutte figure? Un pulmino per i clandestini, lo voto. Ancora WhatsApp 340 6709 659, voi mi scrivete, io li leggo. Ho letto ieri sul giornale di Vicenza quanta cronaca per via, non pensavo che ci fosse così tanta insicurezza, addirittura una rapina al supermercato. Qui fra poco dovremmo uscire noi col taser che dovevano spettare alle forze dell'ordine. Poi criticano la Meloni per via dello spot in Albania. Le sinistre continuano con la storia delle caserme da ristrutturare, ma un generale ha detto se le caserme si trovano dentro le nostre città e poi siamo a capo, altri accoltellatori, stupratori, bande di minorenni armati per andare a fare nuove rapine. Sì, il problema è che questi immigrati dagli hotspot ci escono e vanno poi in giro a fare il loro ben amato comodo. Da quello in Albania pare che sia un po' più difficile? No, magari ci riescono lo stesso. Il problema è che fuori trovano poi i gendarmi albanesi. E ancora, io ripristinerei la mitica sulla notizia. Bisogna richiamare però Matteo Salvini, perché la trasmissione sulla notizia tanti anni fa veniva condotta proprio da Matteo Salvini. WhatsApp 340 6709 659, sentiamo questo audio. Voglio intervenire dopo l'intervento, non so di quale amico alla radio, che faceva tutti i conti del costo della vita, ma il costo della vita non c'entra con le tasse, dipende da variabili ben più importanti come la globalizzazione, se aumenta il prezzo della benzina, se c'è un problema internazionale. Cosa c'entra con il taglio delle tasse? A me sembra invece che questa manovra punti di nuovo a riconfermare il taglio delle tasse, ma con una spada di Damocle, che è stato l'errore tremendo del 110, lo sapete benissimo, e in più anche di altre politiche fiscali fatte da una sinistra statalista che non ha mai pensato a far quadrare i conti. Adesso i dolorini li sentiamo, ma se l'economia cresce questo sistema ci porterà vantaggi. Ciao. Grazie. Li sentite anche voi, i dolorini? Allora vi sento un altro messaggio. Sentiamo. Sammy, ti do una curiosità. Io ho l'applicazione Poste Italiane che uso per tracciare i pacchi spediti o per prenotare l'appuntamento all'ufficio postale. E ho visto che mi ha chiesto il permesso, pensa a te, a proposito di privacy, il permesso di accedere a tutti i miei contatti telefonici per motivi di sicurezza sui pagamenti. Io non faccio pagamenti con Poste Italiane, ovviamente. Io non gliel'ho negato questo permesso e l'applicazione funzionava benissimo. Questo per darti l'idea di come firmiamo inutilmente documenti sulla privacy, ma tanto comunque fanno quello cavolo che vogliono. Questo però non vuol dire che non dobbiamo stare attenti
attenti. Vero? Attenti agli Vero? spioni. Vero, attenti agli spioni e sapete, tra poco sarà tutto nel telefonino, tra poco ve ne parlo. Buongiorno Sammy, mi dispiace polemizzare con un altro ascoltatore, poco fa ho sentito un elenco di lamentele che lasciano il tempo che trovano per prezzi su cui vivi, viva Dio, il governo non può fare nulla per concludere con la solita menata grillina sui vitalizi, ma basta. Io da 34enne vorrei far presente all'amico che a questo punto ci ha portato proprio la sua generazione a quella precedente e quella precedente, gente che vive di sussidi, assistenzialismo, rendita dello Stato, le baby pensioni, sprechi, alla fine l'accessione supina via referendum all'Unione Europea. Tutta roba fatta quando io non ero manco nato e devo sentire ste lamentele becere. È vero, chi si lamenta a volte esagera. A proposito di immigrati in Albania, quanto fa 1000 arrivati meno 16 deportati? Fanno gli spiritosi oggi i nostri ascoltatori. Un altro messaggio, sentiamolo. Sono Walter, 1.000 euro per chi fa più di 2 figli. Trovo una famiglia italiana con un ISEE sotto i 15.000 euro che faccia 2 figli. A chi andranno tutti quegli euro lì? Ecco. Punto di domanda. Ecco. Ci ringrazia Allah, lo sto vedendo lì con la scimitarra che ci dice grazie popolo italiano, grazie che mi pagate per invadervi con le pance, lo hanno detto chiaramente. Siete malpensanti, d'accordo, sì che gli immigrati sono quelli che fanno più figli, però anche noi potremmo un attimo provarci, sapete come si fa? Vi devo spiegare. Ci vogliamo provare a fare figli? Dopo lo chiediamo a Alessandro Morelli, lo chiediamo certamente, bravi, continuate a inviare, 3406709 anche perché il vostro materiale viene poi sottoposto dopo le ore 9 al nostro sottosegretario di Stato e vediamo cosa risponde ai vostri WhatsApp. Intanto però io volevo portarvi sul quotidiano Libero, perché oltre naturalmente al titolo sulla manovra meno tasse pagano le banche, e questo chiaramente dovrebbe fare anche un certo effetto all'amico Tajani, chissà che faccia fatto Tajani su questo fronte, ma c'è la postillina anche sulle banche, e tra gli editoriali c'è quello di un certo Francesco Storace, che parla del crocifisso, il simbolo che indigna, quelli che si lamentano per un crocifisso. A Torino un virus si è impossessato dei migliori cervelli della città. Come noto, essi albergano presso la sede del quotidiano della sinistra snob, La Stampa, che ha come missione la distruzione di ogni pensiero e azione delle destre. È vero, loro dicono sempre no. E così accade anche per i centri aperti in Albania, per i migranti soccorsi in mare. E attenzione, sono poi lì trasportati questi immigrati, arriveranno proprio in queste ore. L'inviato Zancan ci è andato, ha scattato un po' di fotografie utili allo scopo, le abbiamo viste l'altro giorno, le altre le ha scartate. È uscita una specie di scandalo per la foto proprio con il crocifisso. Guardala lì. Sì, in una stanza c'era appeso un crocifisso. Non bastavano quelli che so nelle aule scolastiche o persino in quelle consigliari degli enti locali, negli uffici pubblici o in qualche ospedale. Il CPR in Albania non dovrebbe esibire il crocifisso, se no arriva la spada di Mattia Feltri a fare un bel po' di confusione, distratto dalle immagini arrivate da al di là del mare. Siccome alla Stampa hanno già deciso che l'iniziativa del governo deve essere un flop a prescindere, serviva un tocco di sinistrismo per parlarne male. Per fortuna loro hanno individuato quel simbolo religioso che ovviamente è all'ingresso della cappella, in cui nessuno sarà costretto a recarsi per pregare. Il crocifisso all'ingresso della cappella, signori, è proprio lì all'entrata. Non va bene neanche lì. Nemmeno lì probabilmente dovrebbe stare, per non turbare, è il retropensiero non esplicitato, gli ospiti della struttura, che nemmeno dovranno ringraziare il buon Dio per essere salvati dalle acque. Non c'è dubbio che saranno aperte anche opportunità per i migranti devoti di altre confessioni religiose. In quel caso la Stampa si spingerà a riqualificare il CPL come modello di integrazione. In poche parole, la domanda che non si fa: metteranno anche la moschea nel CPR?
Tan, da, da, da. E qui naturalmente chiamo voi a raccolta, cari ascoltatori, al 340 6709 659 per le vostre meditazioni. Chiaro che a proposito di app, a proposito di tutte le belle, stavo dicendo una parolaccia, invenzioni che quotidianamente dobbiamo subire, guardate qua, sul Libero sempre, tutti i documenti nel telefonino, arriva il portafogli digitale. Si chiama It Wallet, sistema finanziato con i soldi del PNRR. Bisognerà scaricare, ma è facile, facile, non ci pensate che è proprio facile. Bisogna scaricare l'app Io, inserirci la carta d'identità, la patente, la tessera sanitaria. Il debutto il prossimo 23 ottobre per 50.000 italiani, chissà se sarete tra i fortunati. Entro il 5 dicembre, signore e signori, potranno averlo tutti. No, ma è facile. Vi spiega Libero, vi spiega tutto. Il portafoglio digitale It Wallet. Chi uno dice, ma che cazzo, c'avevo già io il portafoglio, adesso ce ne sarà un altro nel telefonino. E se perdo il telefonino ancora più facilmente me lo rubano? Sei fottuto. Ma no, c'è l'app Io. Allora, è facile, è una roba facile. Adesso ve la spiego un attimo, cerco di capire. Documenti caricabili in formato elettronico sull'app Io, che è già quella che non ci stava molto simpatica ai tempi del Covid. Però serve, forse l'avete provata anche voi, vi siete accorti che si spende, certo, non per entrare nell'app, ma per pagare qualunque cosa. Ci sono delle tassettine che uno dice, ma scusa, è tutto elettronico, perché mi fanno pagare questo servizio? E costa. Allora, la fase della distribuzione prevede per mercoledì 23 ottobre 50.000 cittadini fortunati potranno già usare l'It Wallet. Mercoledì 6 novembre altri 250.000 cittadini. Il 20 novembre 1 milione di cittadini. Il 5 dicembre tutti voi potrete utilizzare l'It Wallet. Sono sicuro che lo utilizzerete, chiaro. L'installazione dell'app Io, lo sapete benissimo, l'avete installata, guardate bene che c'è sul telefonino, è comunque su tutti gli store digitali. Per accedere è facile, facilissimo, guarda, basta inserire il tuo SPID, l'identità digitale, inizio a sudare solo l'idea, oppure il CIE 3.0, la carta identità elettronica, che naturalmente con il suo PIN, ti devi registrare all'app e devi accedere col codice di sblocco di 6 cifre, no, ma è facile, scelto da te, o con il riconoscimento di impronta digitale o volto. Cioè, io ho messo il dito, che bello, sì, cioè, poi devi usare sempre quello, non sbagliare dito. Usata inizialmente per il cashback di Stato, per il bollo auto, pagamenti verso la pubblica amministrazione, entro il 2024 questo It Wallet conterrà la carta d'identità, la tessera sanitaria, la carta della disabilità e in futuro anche la patente. Cioè, in poche parole, se ti fermerà la polizia, non tirare fuori il portafoglio e che ci metti così tanto, si tiene sempre nel sedere, nel sedere, nel senso nella tasca, no? E se sei seduto in mai non esce, no? E invece col telefonino è così semplice, tiri fuori il telefonino, che quello lo porti sempre dietro, e gli fai vedere che cosa gli fai vedere? Devi inserire il tuo SPID e poi devi schiacciare l'app e poi ti porta su Poste Italiane e devi mettere un altro codice e poi ancora il codice di sblocco di 6 cifre e intanto la polizia è lì che ti guarda. Ti puoi immaginare come sei di buon umore in quel momento. No, va bene, d'accordo, sono sicuro che tutti voi avrete questo It Wallet, ce l'avete già. Non lo sapete, ma ce lo avete, assolutamente, è lì che vi guarda nel telefonino e quindi sono sicurissimo che lo utilizzerete. Santa pazienza. Sì, tra poco apriamo le linee, allo 0292947222, ma soprattutto tra poco arriverà Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato, e con lui faremo proprio il punto della situazione, notizie del giorno per capire dove va anche la buona politica. Ad esempio va sul Corriere della Sera con l'intervista
non la posso leggere, però almeno 2 righe. Ellis Line, già, Maria Teresa Meli intervista la leader del PD, che chiaramente si vede in Parlamento, non si vede mica sul palco con J-Ax, quella l'abbiamo messa noi di centrodestra. Ellis Line, la premier dice che il riconoscimento dello Stato palestinese non risolve i problemi. Vediamo cosa risponde. Meloni anche oggi, come al solito in aula, fa la debole con i forti e la forte con i deboli. Ha fatto attacchi da bulla un po' a tutti, compresa Sea-Watch, quindi attacca chi salva le vite in mare, mentre il suo governo per legge rende più difficile salvarle. Con loro alza la voce, invece non lo fa con Netanyahu, perché l'attacco alla missione UNIFIL e alle basi italiane è un attacco all'ONU e dunque al mondo. E non è soltanto inaccettabile, come lei si limita a dire. Non so se pensa di poter fermare Netanyahu con le telefonate anziché con atti concreti. Per questo noi chiediamo al governo di unirsi agli altri governi europei che stanno chiedendo l'embargo totale all'invio delle armi a Israele. Questo l'incipit dell'intervista sul Corriere alla Schlein. La premier fa la forte soltanto con i deboli, ora riconosca la Palestina. E poi gli 800 milioni per l'Albania si potevano mettere nella sanità. Stai sospirando, Semivari? No, assolutamente, sono stato io, è stato Francesco a sospirare. Redditi dei parlamentari, boom della premier con i libri. La dichiarazione della Meloni sale a 459.000 euro, la Schlein a 98.000, 1.000 in meno di Salvini. 99.007 era la frequenza di Radio DJ a Milano, no? Ma mi ricordavo la canzoncina sui 99.700, che storie, quando era nata Radio DJ tantissimi anni fa, che metteva solo musica all'inizio delle trasmissioni. Sì, si vede che abbiamo fatto la storia. Il reddito dichiarato da Matteo Salvini, 99.700, dove vuoi arrivare, Semivarin? 260.000 quello di Carlo Nordio, 106.000 la dichiarazione di Adolfo Urso, 106.000 anche Orazio Schillaci, 98,9 il reddito dichiarato da Nicola Fratoianni. Ah, però 102.800 Angelo Bonelli. Non l'avrei mai detto, veramente, ma dove li prende? Dove li prende? No, non voglio saperlo. Intanto, a proposito del voto in Liguria, sapete che poche settimane si vota, vorrei che tutti avessimo figli. È una frase di Bucci, il candidato di centrodestra. Non si può dire, non bisogna dire questa cosa. Una nuova polemica infiamma la campagna elettorale in Liguria, a far discutere proprio le parole del candidato del centrodestra Marco Bucci. Dobbiamo dare il messaggio sociale che chi fa figli contribuisce al successo della nostra società. Questa è una cosa importante fra di noi. Vorrei che tutti quanti avessero fatto figli, ha detto il sindaco di Genova, che ha 2 figli, durante un confronto con il candidato del centro-sinistra Andrea Orlando. Il deputato Dem, che non ha figli, ha replicato: io non ho ricette contro la denatalità, ma sono sicuro di una cosa: non si risolvono i problemi criminalizzando le persone che non hanno fatto figli perché non li hanno potuti avere. Oddio, insomma, poi uno si possono trovare soluzioni, I Dem attaccano. Le parole del candidato della destra in Liguria Marco Bucci ricordano più lo stato etico che la rivoluzione liberale e sono offensive per tutte le donne, dice la capogruppo del PD alla Camera Chiara Braga. Affermare che solo chi ha figli contribuisce al successo della nostra società è un messaggio pericoloso, discriminatorio, indiscutibilmente inaccettabile. Qualcuno informi Bucci che siamo nel terzo millennio. I termini utilizzati da Bucci nel confronto tra candidati alla presidenza della Liguria sono offensivi. A parlare anche, pensate, la CGIL. Il centrodestra fa quadrato intorno al suo candidato, critiche strumentali tese a travisare le parole di Bucci in assenza di proposte concrete per la Liguria, controbatte il coordinatore regionale ligure di Fratelli d'Italia.
Da donna senza figli non mi sono sentita colpita né mortificata dalle parole di Bucci. Che la denatalità sia un problema per il futuro anche economico del nostro paese lo dicono anche ministri economisti. Così interviene anche Ilaria Cavo, deputata e coordinatrice ligure di Noi Moderati. Noi invece, che non siamo moderati, ci fermiamo ma solo per qualche istante, il tempo di una canzone, e poi ci collegheremo con Alessandro Morelli. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Non arriva a 18 anni, Cate, scritta con il TH, luce e ombra, speranza e lotta. Giovanissima questa artista con vena dark. Questa è la sua nuova emozionante canzone scritta con il grandissimo Daniele Piovani. Si intitola Icarus. Cate ci ha portato l'appuntamento con l'Italia da fare. Va ora in onda l'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. Che onore tornare in diretta con il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli. Buongiorno. Buongiorno a te Semi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie per essere con noi in questa giornata densa di notizie. Si parla soltanto praticamente di manovra economica e mi sono sgolato fino adesso, non ci sono altri argomenti e quindi Alessandro non possiamo far finta di niente, dobbiamo cercare di capire
Come è andata alla fine questa manovra? Si è trovata la famosa quadra? Giorgetti può finalmente farsi una dormita di qualche ora un po' più tranquillo, perché era tirato da qua, da là, e soprattutto, insomma, scrive ancora il quotidiano Repubblica, ma solo Repubblica lo scrive, che non sono ancora state concluse e sopite le tensioni tra Lega e Fratelli d'Italia sulla questione fiscale. Forse è questa cosa dei soldi che arrivano dalle banche, non si è trovata la quadra? A me pareva di sì. Morelli, dacci delle buone notizie, perché le misure io le ho lette tutte, mi sembrano delle buone notizie. L'opposizione sta prendendo fiato, è rimasta lì con la bocca aperta e sicuramente nelle prossime ore partirà all'attacco. È una finanziaria davvero così attaccabile, Alessandro? Intanto grazie per questa intro, ricordo e sottolineo quello che è semplicissimo da fare, almeno per noi giornalisti che abbiamo la mazzetta dei giornali a disposizione e di fronte in questo momento, almeno per me. Basta vedere i titoli di apertura di tutti i giornali. Repubblica dice sì alla tassa sulle banche, Libero dice meno tasse pagano le banche, il Sole 24 Ore parla casa, fisco, lavoro, la manovra 2025, il Messaggero parla del bonus bebè, mentre il Corriere della Sera e la Stampa anche qua parlano della manovra intesa sulle banche, il Corriere, mentre sulla Stampa dalle banche 3,5 miliardi. Insomma, l'obiettivo che Matteo Salvini si era dato, e cioè di far pagare una quota parte logicamente della manovra a chi ha avuto degli extra profitti nel corso di questi ultimi anni, è avvenuto, e quindi ben venga questa opzione sulla quale è indubbio, insomma è inutile negarselo, ci sono state forti frizioni nell'ambito della stessa maggioranza, però il buon senso come sempre ha prevalso e appunto stiamo parlando di 3 miliardi e mezzo che le banche verseranno come extra profitti, quindi diciamo oltre alle tasse normali che devono pagare, e questi finanziamenti andranno in particolare sulla voce di bilancio della sanità. Poi ci sono chiaramente tanti altri spunti, come appunto ricorda il Sole 24 Ore, la casa, il lavoro, il fisco, mentre sono contento che il Messaggero punti sul bonus bebè, perché è esattamente coerente con diciamo uno degli spunti maggiori sui quali noi ci differenziamo dalla sinistra, e quindi sono orgoglioso di poter dire che questo governo, il governo di centrodestra, sta mettendo in campo una serie di iniziative che sono di contrasto con il cosiddetto inverno demografico. Ora tu mi dirai, sì, però per risolvere il problema dell'inverno demografico servono anni. Vero, sono anch'io perfettamente cosciente di questo, ma se mai nessuno inizia a intraprendere un percorso di lotta nei confronti di questa che è una gravissima questione che insomma tocca tutti quanti, evidentemente non si troverà mai la soluzione. Però Alessandro ti fermo, perché voglio fare un po' il Bucci della situazione. Vai. E alla sinistra non va bene neanche se diciamo cerchiamo di fare più figli. Il futuro del nostro paese sono i figli. Hai visto che casino in Liguria solo perché Bucci ha cercato di propagandare il fatto che abbiamo bisogno di fare più figli, e poi non ti nascondo che i nostri ascoltatori hanno già cominciato alle 7:30 di questa mattina a scrivere che chi è che fa più figli in questo momento? Non sono certamente gli storici italiani che da sempre vivono e pagano le tasse nel nostro paese, ma sono gli immigrati. Io ne ho fatti 2. Tu, Alessandro Morelli, sei lì, insomma, è difficile anche. Loro ci riescono, e io infatti vorrei mettere delle istruzioni per l'uso come fare figli, perché probabilmente siamo noi che abbiamo dei problemi, loro sono più bravi. Alessandro, si scherza, però c'è anche questo dato, ecco, qualcuno dice state aiutando praticamente gli immigrati con questa manovra. Non è vero, lo dico già io.
Allora, molto semplicemente alla sinistra questa opzione che chiaramente è stata veicolata dal punto di vista comunicativo da tutti nel corso degli ultimi anni, e cioè che bisogna stare vicini alle famiglie, alle donne che devono, e future mamme o direttamente mamme, che devono poter scegliere e non essere obbligate se stare a casa a seguire la famiglia o andare al lavoro. Quindi diciamo tutto questo è stato propaganda per tanti anni, anche da parte della sinistra. Oggi che c'è un governo che sta mettendo a terra appunto delle iniziative che hanno iniziato questo percorso appunto contro una vera e propria battaglia contro l'inverno demografico, la sinistra stessa la critica, ma la critica semplicemente perché c'è una ragione politica profondissima e valoriale, perché come sapete la sinistra propende alla sostituzione del popolo autoctono, diciamo, con le persone che arrivano dall'Africa in particolare, ma dall'estero, diciamo da questa immigrazione incontrollata che chiaramente devasta anche dal punto di vista culturale, sociale, da tutti i punti di vista la nostra società. Ma questo è un piano eversivo della sinistra, Sammy, che tocca tutti i settori. È un piano eversivo che non ha un indirizzo, non ha diciamo una strategia che è ben definita, ma che viene condivisa negli obiettivi da parte di tutti coloro i quali afferiscono a questa sinistra, la sinistra pseudodemocratica, progressista, che ha come scopo la devastazione del nostro tessuto sociale. Pensiamo per esempio a quanto avviene nelle scuole con gli insegnanti che in maniera autonoma tolgono il crocifisso o non festeggiano il Natale. Pensiamo ai giudici che cercano di condannare Matteo Salvini perché ha bloccato l'immigrazione clandestina, anzi, come sapete, nei prossimi giorni ci sarà l'arringa di Giulia Bongiorno a Palermo, che chiaramente noi seguiremo. Io sarò l'inviato di Radio Libertà, mi autopromuovo come inviato di Radio Libertà a Palermo proprio per questa ragione. Domani sera partiremo per Palermo per essere venerdì davanti al tribunale, insomma, per fare questa manifestazione di solidarietà a Salvini, ma ancora tutte le iniziative che la sinistra dal punto di vista politico mette in campo. Ti sottolineo però che appunto non c'è una strategia, non è che a un certo punto il Soviet o l'Arci si mettono d'accordo e dicono da oggi togliamo tutti i crocifissi. Semplicemente chi si approccia a quelle ideologie è coerente con quegli obiettivi, che sono obiettivi eversivi per la distruzione della nostra società, e quindi no, l'obiettivo chiaramente non è quello di dare o di preferire, tra virgolette, un vantaggio a delle popolazioni immigrate che sono dalle nostre parti. Il problema è, 1, cambiare il modello di immigrazione, 2, cambiare il modello di integrazione, per cui il pericolo non deve essere visto quando un immigrato regolare intende integrarsi nella nostra società. Questo è quello che avviene in mezzo mondo e purtroppo è quello che non avviene nelle parti più ricche dell'intero mondo, cioè in particolare in Europa, dove sappiamo perfettamente come i modelli immigrazionisti non abbiano assolutamente funzionato, e il modello immigrazionista italiano di integrazione deve cambiare, anche perché noi abbiamo ben chiaro qual è la situazione negli altri paesi europei, Francia, Belgio, Svezia e altri, insomma è inutile che io stia a ricordarli tutti. Quindi il fatto che ci sia un bonus bebè chiaramente interesserà sicuramente una parte della popolazione che è immigrata, ma io vi devo sottolineare come, se è vero come è vero che all'ospedale Buzzi di Milano, alla Mangiagalli o al Bambin Gesù probabilmente ci sono, soprattutto al nord, ci sono molte coppie immigrate che stanno facendo figli, in tutto il resto d'Italia non è proprio così. Anzi, nella provincia italiana molto spesso, grazie a Dio, ci sono tantissimi giovani italiani che vogliono intraprendere la costruzione della famiglia e la possibilità di fare figli.
E quindi evidentemente il compito è quello anche culturale di cambiare un modello che è un modello che sicuramente ha visto una grossa cattiva pubblicità nel appunto approcciarsi, soprattutto per le giovani generazioni, alla costruzione di una famiglia. C'è da lavorare, ma intanto che parlavi stanno arrivando tanti WhatsApp al 340 6709 659. Se avete una domanda per Alessandro Morelli siete in tempo. 340 6709 659. Tanti WhatsApp di italiani che confermano: gli italiani ne fanno di figli. Io e mia moglie siamo genitori di 4 pargoli. E complimenti anche a chi ha coraggio, davvero, a chi ha coraggio. Senti, a proposito di coraggio, sai che insomma siamo qui che guardiamo giornali dalla mattina alla sera. Io ho aperto la rassegna stampa quest'oggi con una critica a tutto il mondo dell'informazione. Sono dovuto andare sul Corriere dell'Umbria, l'unico quotidiano, insieme ad Avvenire, una paginetta, ma per gli altri praticamente niente, che ricorda che è cominciato il G7 su coloro che effettivamente vengono dimenticati completamente in Umbria. E lo sai chi sono coloro che vengono completamente dimenticati da tutti, perché le mode portano avanti altri standard, e quindi chi ha altri gusti sessuali, chi fa cose strane finisce in prima pagina. Il G7 in Umbria è completamente dimenticato dalla stampa. Perché? Beh, questo è chiaramente un fatto molto grave, perché ricordiamo, e peraltro non solo è grave, ma non rappresenta la realtà italiana. Il G7 voluto da Alessandra Locatelli e l'impegno che la Locatelli sta mettendo sui settori dei quali si occupa, impegna milioni di famiglie italiane. Quindi ancora una volta, giustamente, come dici tu, ci si focalizza, l'informazione in particolare si focalizza sullo scandaluccio a volte, dimenticandosi i temi veri. Ti faccio un altro esempio, sempre che è vicino all'Umbria, visto che si parla della Procura di Perugia. Il dato che noi ancora una volta dobbiamo contrastare una informazione che sicuramente è di parte di fronte a quanto avvenuto ai danni, in questo caso con un protagonista principale che è la Lega, ma che in realtà è la democrazia italiana, e cioè il fatto di questi dossieraggi che hanno colpito la Lega in particolare, e sottolineo nuovamente, ha colpito la Lega in particolare, ma tutta la democrazia, perché la Lega è stata vittima di questi dossieraggi e a causa della cattiva stampa, della promozione dal punto di vista mediatico di posizioni che poi si sono rivelate prodotte da indagini totalmente abusive, illegali, ha causato chiaramente un danno fortissimo di immagine per Matteo Salvini e per la Lega, e dunque per la democrazia italiana, perché evidentemente uno dei principali partiti del paese è stato oggetto delle attenzioni veicolate da parte di polizia giudiziaria, magistratura e giornalisti. Ora andremo anche su questo andremo a fondo, però francamente, a parte il tempo, il coraggioso Tommaso Cerno, che vi invito a sentire qualche volta rispetto a questi argomenti, in pochissimi stanno dando, e la verità, in pochissimi stanno dando il giusto risalto a un comportamento che, lo ribadisco, ha colpito in particolare la Lega, ma è stata un danno gravissimo ai danni, scusa il gioco di parole, della democrazia italiana. Oggi il Tempo, a pagina 2, titola: spiarono anche la Le Pen, il dossier per colpire l'alleata di Salvini. Ecco, tanto per dire. Stanno uscendo tante piccole verità che poi quando le metti insieme fanno un certo cocktail terribile da bere, che riguarda, guarda caso, praticamente la Lega e pochissimi altri, principalmente la Lega. WhatsApp, certamente c'è chi ci saluta, penso poi addirittura dall'Umbria, qualcuno che sta partendo proprio direzione G7
disabilità, e naturalmente invitiamo i colleghi giornalisti magari a spendere un po' di inchiostro al posto di parlare dei soliti argomenti. Avete capito a cosa mi riferisco? Stefano dice: a gennaio arriva la mia prima bambina, quali misure sono previste? Penso, Alessandro, che su chi fa figli ne abbiamo parlato, ci sono delle buone notizie. Questo 1.000 euro che arriva, insomma, è chiaro che non è un incentivo pazzesco, però è un primo approccio. Beh, innanzitutto ricordiamolo, già negli anni scorsi ci sono stati dei vantaggi con la prima manovra che abbiamo messo in campo, una manovra di centrodestra. Abbiamo dato delle opportunità alle signore, alle neomamme, innanzitutto per il tema del congedo di maternità, la possibilità ai padri anche di vedere esteso il loro congedo. In questo caso ricordiamoci, ci sono 1.000 euro per quest'anno per i neonati, per le loro famiglie chiaramente, e il percorso, un percorso che chiaramente, come dicevamo, sarà lungo, durerà 5 anni, ma che ci vedrà sempre impegnati nella valorizzazione di chi appunto intende fare questo percorso di vita, un percorso assolutamente positivo che io e te da genitori consigliamo a chi non ha figlio, chi fino ad ora non ne ha avuto la possibilità, perché chiaramente ti cambia la vita in senso assolutamente positivo, a prescindere dalle questioni economiche. È evidente che noi stiamo cambiando il paradigma per il quale appunto non è più una possibilità aiutare le famiglie, ma è un obbligo da parte delle amministrazioni pubbliche aiutare le famiglie, perché noi riteniamo che ci sia la necessità di nuovi giovani italiani e non di braccia che arrivano da mezzo mondo, molto spesso in maniera totalmente illegale. Sì, e i nostri ascoltatori lo sanno bene. Intanto sì, qualcuno mi scrive l'attenzione su Milano. Ti abbiamo visto con Matteo Salvini, anche il sindaco di Milano, l'altro giorno per l'inaugurazione della metropolitana milanese M4. Arrivano 2,5 milioni per la M5 in direzione Monza. Qualcosa di buono si muove certamente. Dall'altra parte ricordiamo una battaglia della Lega di questi mesi contro il sindaco di Milano che insieme alla sinistra vuole estendere l'area C a pagamento anche nel weekend. Uno dice: ma è una vera e propria battaglia, una guerra verso chi ha un'automobile ancora non a pila. E poi a proposito di Beppe Sala, oggi La Verità, pagina 15, ricorda che Beppe Sala affronta il maltempo pulendo i tombini ogni 6 anni. Zero manutenzione, Milano è a rischio, e chi abita in certe zone, devo dire, lo sa benissimo. Alessandro Morelli. Beh, tu cogli l'occasione di avermi in radio per parlare di Milano, ma ricordiamo che Milano è solo l'apripista, perché essendo la nostra una radio nazionale, dobbiamo ricordare che l'esempio di Milano viene preso purtroppo da moltissime altre città, tutte a guida centro-sinistra, perché per esempio il riferimento che facevi all'area C in seguito all'area B, e cioè una ZTL che tocca il centro della città e ne permette comunque l'ingresso a pagamento, oggi costa 7,50 euro, domani, anzi già è partita con i weekend compresi, mentre l'area B, per chi non la conosce, è quella ZTL che impedisce l'accesso alla città per le vetture fino all'Euro 5 diesel, quindi non possono entrare anche se hai una macchina che ha 7 anni sostanzialmente. Lo stesso modello, dicevo, sta per essere intrapreso anche nella città di Roma, in maniera ancora più grave, perché se da un lato Milano è comunque oggettivamente una città piccola ma molto infrastrutturata dal punto di vista dei servizi pubblici di trasporto, altrettanto non vale per Roma. Eppure ideologicamente la sinistra ha vuole promuovere con questo grande piglio queste tasse o queste idiozie green. A Milano, per esempio,
chi ha investito sulla M4 siamo stati noi. Poi Sala era presente chiaramente al taglio del nastro, ma devo ricordare, per dovere di cronaca, che il voto della M4 nella giunta del Comune di Milano è avvenuto nel 2010, quando io ero assessore della giunta, l'ultima giunta di centrodestra, che durante il periodo di Pisapia, se il centrodestra, che era all'opposizione, non avesse votato a favore dell'iter della M4, la sinistra l'avrebbe bocciata, e nei giorni scorsi appunto siamo andati a tagliarne il nastro. Infatti mi sento un po' padrino di questa metropolitana, avendone vissuto nel bene e nel male tutto il percorso, il nastro con Matteo Salvini, chiaramente da Ministro delle Infrastrutture. Altrettanto vale per tutte le altre metropolitane, dove ci sono stati dei finanziamenti legati a governi e a maggioranze dove la Lega era presente. Quindi il prolungamento della M5 fino a Monza, 900 milioni di euro, è stato un emendamento della Lega nel governo giallo-verde. I prolungamenti di tutte le altre metropolitane le ho fatte da vice ministro dei trasporti nello scorso governo. Quindi la sinistra, che ideologicamente fa una guerra alle auto, ma fa una guerra ai cittadini poveri, diciamocelo pure serenamente, perché chi non ha un'auto a pile da comprare, come giustamente l'hai definita, non è certo chi vive nel centro delle grandi città, e per questo iniziative di questo genere colpiscono i nostri concittadini, che chiaramente sono meno abbienti, hanno maggiori difficoltà nel cambiare il loro strumento di mobilità. In questo modo ti obbligano ad andare a circolare con i mezzi pubblici che a volte, appunto, in alcune città non funzionano proprio. E i nostri ascoltatori captano, qualcuno mi ricorda appunto che lavorano con lo stampino, quelli del PD, perché ogni città, per fortuna ancora poche governate dalla sinistra, ha queste regolette, compresa quella naturalmente di limitare la velocità o di mettere piste ciclabili ovunque. Persino ad Aosta hanno riempito tutta la Aosta di piste ciclabili che puliscono quando nevica, le puliscono anche bene quando nevica, perché chiaramente quando nevica sono tutti in giro in bicicletta. Ribadisco, Sammy, qui non c'è un soviet che schiaccia il pulsante e tutti si muovono in quella direzione, però tutti hanno perfettamente chiaro qual è il loro obiettivo, e cioè contrastare il più possibile l'utilizzo dell'automobile, quindi impedire la libertà di scelta dei nostri concittadini, tutti noi, su quale sia il migliore strumento per portare i figli a scuola, per andare a fare la spesa, per andare al lavoro, ma lo fanno con i divieti. Allora, in una grande città ben infrastrutturata dal punto di vista della mobilità e del trasporto pubblico locale, ce lo possiamo dire serenamente, sarebbe una follia prendere l'automobile, semplicemente perché costa di più, ci vogliono maggiori tempi per raggiungere il luogo dove dobbiamo andare, e tendenzialmente è difficile trovare parcheggio. Quindi se le città sono ben infrastrutturate, è una libera scelta dei cittadini utilizzare il mezzo pubblico, la metropolitana, o anche, guarda, mi spingo persino a dirti, anche gli strumenti di mobilità, della cosiddetta mobilità dolce. Ma un discorso è lasciare la libertà a Sammy Varin di spostarsi da via Bellerio verso il Duomo di Milano o una via limitrofa, prendendo la metropolitana e poi scegliendo di prendere per gli ultimi 200-300 metri persino, e sto per dirti una parolaccia, il monopattino elettrico, caro Sammy. Ma questa, se è una tua libera scelta, ben venga, e noi dobbiamo lavorare per fare in modo che i nostri concittadini possano avere sempre più servizi pubblici, e questo stiamo facendo al governo, finanziando le metropolitane in tutta Italia. Peraltro lo abbiamo fatto a Torino, a Roma, a Milano, lo faremo, figurati, persino a Messina, cogliendo l'occasione del ponte sullo Stretto, dove verrà realizzata la metropolitana, che servirà l'università, i collegamenti con Reggio Calabria, che sappiamo ha un'altra importante università, e l'aeroporto. Ma tutto questo ha un fondamento. Il nostro obiettivo è permettere la libertà dei nostri concittadini di scegliere il miglior strumento di mobilità
che possono scegliere. Tendenzialmente, se uno trova comodo e ha servizi efficienti, a costi adeguati, eccetera, eccetera, è evidente che prenderà i mezzi pubblici. Altro discorso è obbligarci o impedirci di utilizzare altri strumenti se non mezzi pubblici che spesso, governati in comuni governati dalla sinistra, è inutile che io vi ricordi Atac a Roma, dove praticamente va a fuoco un pullman al mese e le stazioni della metropolitana, alcune stazioni della metropolitana sono ancora chiuse. Vi ricordo quando c'era la Raggi, una delle più importanti, quella che porta, la stazione metropolitana che porta in uscita a Piazza di Spagna, è stata chiusa per forse 2 anni, addirittura 18 mesi, adesso esattamente, ma tantissimo tempo. Una vergogna in Italia, perché chiaramente tu immaginati quanti turisti arrivavano in Piazza di Spagna e praticamente mi è capitato, passavi davanti alla fermata e il treno rallentava, ti faceva vedere la scritta Spagna e poi riaccelerava per andare alla fermata successiva, quasi prendendoti persino per il naso. E dunque veramente un biglietto da visita pessimo per l'intero paese, causato dalla cattiva amministrazione della sinistra, allora della Raggi, oggi di Gualtieri, che purtroppo gestisce molte delle nostre grandi città e quindi che noi abbiamo intenzione di cambiare nel corso dei prossimi anni. E ci lavoriamo, e noi ci chiamiamo Radio Libertà mica per un motivo astruso. Grazie al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli. Alessandro, ci risentiamo alla prossima. Grazie a tutti voi, buon ascolto e buon lavoro a te sempre. Buon lavoro anche a te e buon ascolto ai nostri ascoltatori.